Alzi la mano chi è insensibile al fascino dei Templari. Ebbene, le storie che al cinema e in libreria hanno appassionato milioni di persone potrebbero, perché no, essere ambientate anche in Veneto. Perché i Templari, in questo territorio, ci furono davvero e ci restarono per circa 100 anni. Tra le varie tracce lasciate dalla storia ne spicca una su tutte: la chiesa dei Templari di Ormelle, nel Trevigiano, gioiello medievale immerso nel verde e sospeso nel tempo. I cavalieri della Croce di Malta nel XII secolo si collocarono dunque in quest'area strategicamente importante, in quanto passaggio a est-ovest, vicina al mare ma anche agli sbocchi delle vallate alpine e vicino alle vie romane. La chiesa, in particolare, serviva come luogo per ospitare i pellegrini in viaggio verso le mete principali della devozione cristiana: Terra Santa, Roma e San Giacomo de Compostela. In stile romanico colpisce il suggestivo porticato che offriva riposo ai fedeli. Il campanile annesso alla chiesa, poi, con la sua forma che ricorda quella di una torre, afferma che i Templari in Veneto adempivano anche a una funzione di difesa. Sulle pareti esterne rimangono alcune parti di antichi affreschi, ma su tutto spicca la croce dei Templari, riprodotta sulle colonne e sul pavimento. All'interno, la parte originale della chiesa, spoglia e prettamente romanica, convive, o secondo altri contrasta, con l'abside costruito non più di 50 anni fa, dovuto al crollo di una parte della struttura originaria. Meta di molti visitatori, la chiesa conserva intatta la carica suggestiva dovuta alle vicende storiche legate ai Templari, alle crociate, alle storie che quest'ordine cavalleresco ha ispirato.